ritroviamo anche quest'anno con il 15° campionato nazionale di tassidermia, con parecchi esemplari di alta qualità esposti, sia per il concorso. Tra il concorso e l'esposizione nel diorama sono oltre 140 pezzi di alta qualità. Abbiamo dei bravi professionisti, dei bravi dilettanti, dei novizi chiamiamoli, e nelle varie categorie, fra scheletri, animali, riproduzioni eccetera. I giudici hanno avuto parecchio lavoro per fare le premiazioni per le cose, siamo ad alto livello veramente. Stamattina sono state 2 scolaresche, delle elementari, e dei ragazzini molto preparati, molto contenti, e anche ha riconosciuto parecchie specie, poi abbiamo spiegato noi tutto il resto, e sono rimasti molto contenti. Mi fa piacere tutto questo. Gli animali, allora, le specie protette sono tutte animali morti o negli zoo o per decesso naturale, però autorizzata con CITES e quant'altro, controllati dal corpo forestale prima, adesso il corpo dei carabinieri forestali, e quindi non ci sono problemi, è tutto assolutamente in regola. Le altre sono specie in parte cacciate o animali morti in cattività comunque, quindi non ci sono problemi, è tutto assolutamente in regola.